Bobba, sottosegretario al lavoro. Onorevole Bobba, apprendistato duale, una vera rivoluzione nel mondo del lavoro. Direi proprio di sì, significa che l'apprendistato è prima di tutto una strada per conseguire un titolo formativo, dalla qualifica professionale fino al master universitario. Insomma, imparare studiando e lavorando insieme. Accade in tanti altri paesi, in Italia in qualche modo è ancora una novità. Credo che la strada che abbiamo intrapreso sia quella giusta, adesso bisogna non avere paura e andare avanti con decisione. Non avere paura significa anche crescere culturalmente, parliamo dal punto di vista degli imprenditori. Assolutamente sì, vale per le imprese come per le agenzie formative e per la scuola, è in qualche modo un po' una rivoluzione culturale e reimmettere il lavoro come fattore educativo, come fattore formativo e soprattutto collegare le conoscenze alle competenze, senza le quali rischiamo di avere un'intera generazione che rischia di non trovare il proprio sentiero professionale. Senta, in Italia quando si parla di formazione, quando si è parlato di formazione, per decenni si distingueva la formazione umanistica da quella tecnico-scientifica. Quei tempi sembrano lontani o si spera che lo siano. No, la formazione umanistica è comunque un elemento importante, la scuola deve innanzitutto formare dei buoni cittadini, ma certamente non può ignorare il fatto che le realtà economiche, le imprese e le aziende sono in forti cambiamenti e deve collegare in particolare le competenze a ciò che sta accadendo nel mercato del lavoro. Se non lo fa rischia di creare o dei frustrati o delle persone che non trovano la propria strada.